La Lega delle Cooperative Sicile Agroalimentare interviene sulla crisi vitivinicola. Occorre ristabilire un equilibrio tra la domanda e l'offerta con una strategia di medio periodo, ma senza eludere la distillazione di crisi per gestire l'emergenza. Le giacenze di vino in cantina e le difficoltà di mercato confermano la crisi su cui versano molti territori a vocazione vitivinicola, compreso la Sicilia. Questa situazione di crisi a pochi mesi dalla nuova campagna costituisce un elemento di preoccupazione che va affrontata con tutti gli strumenti in grado di dare sollievo anche alle nostre cooperative. Questo quanto ha affermato Domenico Pistone nella sua qualità di coordinatore della Presidenza dell'Agroalimentare e della Pesca Lega Coop Sicilia, e da Filippo Parrino, presidente di Lega Coop Sicilia. Secondo gli ultimi dati di giacenza disponibili che pubblicati dal Ministero dell'Agricoltura, al 31 marzo erano presenti in cantina 60 milioni di ettolitri, un'eccedenza rispetto al 31 marzo dell'anno precedente di circa 3 milioni di ettolitri. In termini percentuali parliamo di oltre il 5%. Siamo convinti, unitamente alla Lega Coop Agroalimentare Nazionale, hanno eseguito Pistone e Parrino, che sia necessario quindi programmare una strategia di medio e lungo periodo per ristabilire un equilibrio tra la domanda e l'offerta. È pertanto necessario, a nostro avviso, valutare a livello nazionale le necessità regionali, le cautele e le modalità di attuazione quanto più mirate in considerazione delle esigenze del territorio e del budget a disposizione, per evitare che l'applicazione della misura a prezzi eccessivamente bassi e quindi non congrui possa generare distorsioni di mercato. Il vino e la quantità del nostro vino rappresentano una delle eccellenze del nostro territorio e come tali vanno quindi salvaguardati e valorizzati. Questo secondo la Lega Coop Agroalimentare Sicilia.